la dottoressa Tonutti di Tonutti Tecniche Grafiche e le chiedo innanzitutto, per chi non lo sapesse, se ci può illustrare brevemente di cosa si occupa la sua impresa. Allora, la nostra azienda produce etichette prevalentemente per il mondo del vino, del beverage in genere e del food di alta gamma. Lo facciamo da 75 anni, insomma siamo un marchio conosciuto sul mercato per l'alta qualità prevalentemente. Bene, la seconda domanda che abbiamo per lei, dottoressa Tonutti, è se secondo lei i giovani possono avere un ruolo nei processi di innovazione organizzativa e anche di altro tipo nelle aziende? Sì, allora i giovani sono fondamentali all'interno dell'azienda, soprattutto quando sono inseriti con un percorso formativo e sono inseriti in un ambiente dove effettivamente si fa innovazione, dove possono dare un contributo sia per quelli che sono il loro background, sia per quello che è, io per quello che è la mia esperienza, quello che vedo, una mente molto allenata a pensare in maniera diversa, quindi avere un pensiero nuovo, un pensiero fresco e portare quindi qualcosa di più all'interno dell'azienda e unirsi a quella che è invece la tradizione, quindi il poter unire i giovani con la loro mente fresca e innovativa in un percorso diciamo di formazione assieme a del personale già formato, strutturato, secondo me aiuta entrambi, diciamo, qualcuno ad apprendere e qualcuno ad avere un pensiero nuovo e giovane. Grazie. L'ultima domanda? L'ultima domanda, allora, avendo lei appena detto che per lei i giovani sono appunto fondamentali, sarebbe disposta a mettersi alla prova e ad accogliere il gruppo giovani di Anima Impresa di cui noi facciamo parte per un'attività sulla sostenibilità che vada anche che sia a favore, vada a coinvolgere i suoi collaboratori? Sì, sarei disposta perché innanzitutto credo che la mia azienda sia pronta a fare un'attività di questo tipo, quindi mi piacerebbe anche, credo potrebbe essere una sfida da fare insieme. Noi abbiamo iniziato un percorso sulla sostenibilità molto interessante, un percorso a 360 gradi che parte dal modo in cui lavoriamo, ai materiali che utilizziamo, quindi diciamo che è un percorso veramente globale, diciamo. Quindi credo che potrebbe essere interessante sia per chi è coinvolto di voi, sia per i nostri all'interno, quindi sì, mi piacerebbe. Grazie, allora ci organizziamo. Senz'altro.